La provincia di Trento sostanzialmente ha tentato prima di bloccare il finanziamento del progetto e poi ha detto sostanzialmente non se ne parla nemmeno perché non sta nelle corde realizzare un'opera del genere. Ribadisce ancora una volta il no la provincia di Trento alla costruzione della diga del Vanoi. Netta la posizione del presidente Maurizio Fugatti, netta la distanza di visione con il consorzio di bonifica Brenta, incaricato della progettazione dell'opera, che vede la diga come un intervento salvavita per tutto il territorio. È importante per la sicurezza idraulica a partire da Vastagna a Venezia. Bisogna ricordare che gran parte dell'acqua che viene usata in Veneto ai fini acquedottistici viene prelevata proprio sull'asta del Brenta e va a servire gli acquedotti non solo di Padova, ma a Vicenza, zona Fas, Rovigo e ultimamente anche a Ferrara. E quindi bisogna pensare anche di avere l'acqua per uso potabile della zona. Acqua ad oggi un bene primario quasi dimenticato, ma non da tutti. Voglio solo ricordare che sono spariti 10 metri cubi d'acqua per quanto riguarda le risorgive, per cui l'agricoltura ha dato già molto sotto quell'aspetto ed è ancora il mondo agricolo che sta pagando la ricarica della falda e l'unico ente che sta facendo la ricarica della falda della zona è il consorzio di bonifica Brenta. Una diga, quella del Vanoi, progettata per alimentare il fiume Brenta durante i periodi di siccità, oggi sempre più frequenti. Un bacino artificiale che nascerebbe tra il Veneto e il Trentino, un confine, quello con la provincia autonoma di Trento, che in futuro potrebbe avere un peso decisivo. Il Trentino al momento ha detto di no. Quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono quelli di aspettare la consegna degli elaborati grafici che ci diranno se è possibile o non è possibile innanzitutto farla, perché è inutile dire se si può fare, si può anche ragionare, altrimenti se c'è qualche problema bisognerà anche prenderne atto e quindi rassegnarsi.